Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda questa edizione flash del nostro audio-video giornale con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Una persona è stata soccorsa nel pomeriggio dal personale medico infermieristico per un grave malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio. Il fatto è accaduto all'interno di un esercizio commerciale alla Tisana. Il personale medico infermieristico, ricevuta la chiamata attraverso il numero unico d'emergenza 112, ha preso in carico la persona che è stata trasportata per una prima stabilizzazione in ambulanza al vicino nosocomio con rianimazione cardiopolmonare in codice rosso e successivamente trasportata a Udine a bordo dell'eliambulanza dove si trova ricoverata. Una persona è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto a Gorizia negli spazi di un'attività produttiva. Per cause in corso di accertamento è rimasta ferita a seguito del distacco di un elemento che l'ha colpita alla parte alta del corpo. Successivamente, dopo il primo intervento, è stata trasportata in ambulanza al San Giovanni di Dio in codice giallo, per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi i carabinieri insieme agli ispettori del lavoro. PNNR, massimo sforzo comune per raggiungere tutti gli obiettivi. Questa è la mission della regione Friuli Venezia Giulia. La dichiarazione dell'assessore al bilancio Barbara Zilli. Assessore Zilli, è appena terminata la cabina di regia sul PNRR, continua il lavoro di Regione, ANCI, amministrazioni comunali per raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete proposti. Assolutamente sì, è un impegno sempre più serrato, soprattutto in vista delle scadenze di fine anno. Siamo convinti che l'impegno, soprattutto a carico dei comuni medio-piccoli, sia molto oneroso, ma questa sfida va vinta e quindi l'invito a tutte le amministrazioni comunali è ad essere sempre più solerti nell'inserire i dati sul sistema Regis, nel completare quindi questi adempimenti rispetto alle richieste del Piano Nazionale per garantire i finanziamenti che sono stati assentiti. Come amministrazione regionale comunque siamo soddisfatti perché nonostante le difficoltà legate all'aumento dei costi dei quadri, appunto delle opere ed anche le difficoltà di carattere operativo stiamo andando avanti e quindi credo che nel 2025 vedremo un finale positivo per tutti. Ci sono altre notizie, dunque chiudiamo qui questa edizione flash, grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.